La Carnia è una terra aspra, faticosa, dura, è una terra di montagna dove il cuore e solo con il cuore si va oltre l'ostacolo. Raduno Triveneto delle Penne Nere. Gli alpini veneti si stanno preparando al secondo appuntamento più importante dopo la Dunata Nazionale, un raduno che sarà particolarmente partecipato quest'anno vista la scelta della località Tolmezzo. È una località che è nel cuore di tutti gli alpini veneti perché molti, la maggior parte di essi, hanno svolto il servizio di leva nelle caserme di Tolmezzo, di Chiusaforte, di Tarvisio, di Paluzza, quindi molti alpini che non sono mai neanche venuti a partecipare a questi raduni probabilmente verranno proprio perché sono legati alla memoria di aver svolto un anno della loro vita in quei territori. Territori, questi della Carnia, che stanno particolarmente a cuore a tutte le Penne Nere. Per noi è il cuore dell'alpinità perché è la sede della Brigata Alpina Giulia e il bacino di reclutamento della Brigata Alpina Giulia era il Friuli Venezia Giulia, ma molto anche pescava a Treviso e quindi molti di noi conoscono quei territori, siamo legati da ricordi anche purtroppo tragici come quelli del terremoto del 76 che vide purtroppo mancare più di una trentina di alpini che persero la vita durante il crollo di una palazzina della caserma di Gemona, la caserma Goi Pantanali. Per noi quindi è stato il primo impegno nel dopoguerra di vera protezione civile. Da lì partì la protezione civile, il governo nazionale guidato da Andreotti con Zamberletti e istituì proprio grazie all'esempio degli alpini che intervennero subito per poter soccorrere le popolazioni. Molti gli alpini trevigiani che si stanno preparando per partire e partecipare alle numerose manifestazioni organizzate per la 3 giorni della Triveneta. Con numerosi cori dei trevigiani saranno e si esibiranno nelle località non solo di Tolmezzo ma anche di Timau, di Paluzza e di altri territori della Carnia. Sfileremo domenica mattina verso le ore 12 probabilmente, l'afflusso sarà sicuramente importante, ci saranno anche dei muli perché per noi costituiscono sempre un esempio e un elemento di tradizione a noi molto caro. Un ragazzo del Tolmezzo che oggi ci ricorda e ci rappresenta il sacrificio dei nostri giovani in servizio. Ci ricorda che il pericolo del servizio è dietro l'angolo, meritano tutto il nostro affetto e la nostra considerazione. Viva gli alpini e viva le stelle alpine!